Siamo con Patrizia Laimo, direttrice della scuola di danza Fantasy Danza. Ha raggiunto il primo posto nei campionati nazionali di Rimini che si sono svolti lo scorso 20 luglio. Il primo posto è andato alla coppia che state vedendo nella categoria classe C. Sicuramente un traguardo importante per Agrigento, per la nostra città, frutto anche di tanti sacrifici e di un lavoro sicuramente incessante. La mia scuola ha proprio si pone come meta quella di raggiungere dei traguardi per i ragazzi. Noi abbiamo deciso di farli partecipare nella Federazione Italiana Danze Sportive, che è l'unica riconosciuta a livello nazionale e mondiale, e quest'anno ci hanno dato, come tanti altri anni, però quest'anno abbiamo avuto grossi risultati, perché oltre loro abbiamo avuto altri ragazzi che hanno ottenuto posizioni meritevoli come vice campioni italiani, ma loro sono il nostro fiore all'occhiello perché hanno avuto il primo posto e si sono classificati nella categoria classe C di combinata portoricana. Hanno ottenuto il primo posto e sono dei ragazzi che ballano insieme da pochissimo, oltretutto, perché è solo da 1 mese e mezzo che abbiamo formato la coppia. Grandi soddisfazioni. Ninni, è sicuramente un traguardo importante, ma anche frutto di un lavoro costante, di un sacrificio che chiaramente ha dato i suoi risultati. Sì, diciamo che tutto è iniziato per gioco, un po' per hobby, poi pian piano grazie alla mia maestra ci ha visto bene e ci ha inseriti nel campo delle gare agonistiche. Sì, ci siamo allenati duramente, è stato difficile col caldo, però non ci siamo mai arresi e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Calogero Russello è il ballerino che ha accompagnato Lilli. Beh, com'è andata? Che esperienza è stata? Dico, chiaramente frutto di un lavoro intenso anche per te, però dico, un'emozione sicuramente, una cosa che ricorderai. Sì, un'emozione fantastica, era la prima volta che siamo entrati al campionato italiano ed è stata un'emozione indescrivibile, è stato bellissimo. Poi arrivare al primo posto è stato confrontarsi anche con tanti partecipanti provenienti da tutta Italia. Sì, c'erano molte coppie che erano già vincitori di molte coppe Italia e noi siamo riusciti a vincere tutto. Patrizia, allora questo ci servirà da sprone per il futuro, progetti futuri a breve e a lunga distanza, insomma entro il prossimo anno quali saranno? Allora, la scuola naturalmente si propone di far andare avanti nella carriera, diciamo, agonistica a questi ragazzi e portarli fino al mondiale, se ci arriviamo. E quindi come loro, come altri ragazzi che abbiamo buttato, tra virgolette, nell'agonismo. Ecco, concludo con te, un invito anche ai tanti giovani che magari non ci credono, di crederci e di provarci. È vero, non bisogna mai arrendersi, bisogna fare ciò che piace nella vita. Io consiglio a chi piace ballare di ballare, perché è una strada bellissima e si prende, vero, molte soddisfazioni.